Mezzogiorno e un minuto, buona giornata dalla redazione di Rete Veneta, il nostro focus fino alle 13, una puntata molto ricca di argomenti, di spunti e di collegamenti. Cominciamo subito con Padova. Guido Barbato, buongiorno. Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti. La notizia che in queste ore dà un po' più di preoccupazione ai padovani, visto che insomma è collegata comunque all'epidemia di coronavirus, è quella che riguarda il contagio al quale sarebbe stato coinvolto un agente della polizia municipale, della polizia locale. L'agente in questione, 45 anni, avrebbe partecipato a una festa di compleanno tra ragazzini, tra bambini. E solo alcuni giorni dopo essere rientrato in servizio avrebbe saputo che a quella festicciola era appunto presente una persona risultata positiva al coronavirus. Perciò il comando ha dovuto attuare, ha avvisato subito il comando ha fatto una ricerca sul numero di colleghi che hanno operato nei giorni successivi alla festa insieme a questo agente, sarebbero 6, e in maniera quindi diretta avrebbero avuto contatti con lui sul posto di lavoro e poi un'altra decina in maniera indiretta. I primi 6 sono in quarantena e sottoposti a tampone. Gli altri 9 o 10 circa sono soltanto in questo momento stati sottoposti a tampone e in attesa del giudizio poi si vedrà il da farsi. Sono tutti ovviamente soggetti asintomatici. Certo che sapere che una persona che ha un ruolo pubblico a contatto con persone di varia età, contatti con persone di varia età sia risultato positivo è chiaro, crea un po' di inquietudine. I sindacati della funzione pubblica, in particolare la UIL, sta polemizzando almeno in questi giorni con il comportamento dell'amministrazione comunale. Rea dicono di non aver fatto una comunicazione ufficiale per quanto successo a tutti i componenti del corpo di polizia locale, e poi al fatto che invece il settore sicurezza di Palazzo Moroni non avrebbe rinviato a data da destinarsi i test previsti proprio su tutto il personale del municipio, insomma del comune. Approfondiremo se queste affermazioni corrispondono al vero nelle prossime ore, non solo con i sindacati ma anche con i diretti interessati. Benissimo Guido, so che hai già altri appuntamenti in scaletta proprio in questi minuti, quindi ti lasciamo al resto della giornata. Buon lavoro. Grazie altrettanto, buona giornata a tutti. E allora restiamo in tema Covid, diamo un'occhiata al bollettino di stamattina di Azienda Zero. Il numero di nuovi contagi è di 110 in più rispetto alle 17 di ieri, 41 a Treviso, 30 a Vicenza, 16 a Verona, poi 7 a Padova, 8 a Rovigo. Evidentemente potrebbero non essere compresi appunto questi agenti della Polizia Municipale di cui ci parlava Guido Barbato. 2926 il totale dei casi attualmente positivi, ieri sera eravamo a 2916. Questo significa che è vero che c'è stato un più 110 di casi positivi, ma evidentemente c'è stato un meno 100 di casi che si sono negativizzati. Situazione ricoveri: attualmente siamo ancora a 83 ricoverati positivi in area non critica, 12 in terapia intensiva, meno 2 dunque in area non critica, situazione che almeno con numeri piccolissimi ma sta migliorando. 0 decessi rispetto a ieri pomeriggio, il dato drammatico delle vittime in Veneto è di 2135. Diamo conto, ma avremo aggiornamenti nel corso della giornata, diamo conto anche dei tamponi, test sierologici anzi, effettuati sul personale scolastico. Vi mostro questo dato che ci è appena arrivato: 52.142 test effettuati, positivi 889, quindi l'1,9%, parliamo, ripeto, di personale scolastico, docenti, non docenti, personale amministrativo e tecnico. I tamponi positivi dopo un risultato positivo al test sono attualmente solo 3.
è un dato in aggiornamento, avremo il complessivo e poi diviso anche ULS per ULS nel pomeriggio. La Regione sta raccogliendo proprio in questi minuti i dati su questa situazione. Personale scolastico, allora 52.142, 1,9% risultati positivi e i tamponi effettuati successivamente danno 3 persone positive, quindi con la doppia verifica, diciamo così. Su questo dunque aggiornamenti ulteriori nel corso della giornata, perché è un dato in costante aggiornamento. In attesa del vaccino contro il Covid-19 si sta lavorando intensamente non solo in Italia, insomma un po' in tutto il mondo, dato che appunto è una pandemia, è un problema globale. Si cerca di velocizzare, rendere più efficienti, sicuri e verificati i test. E su questo ieri lo abbiamo trasmesso in diretta, ma ora proponiamo la sintesi di quanto ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia con il rettore dell'Università di Padova, il professor Rosario Rizzuto. Parliamo di un test molecolare veloce con un semplice prelievo di saliva. Vediamo. Tutto pronto per l'eventuale ondata autunnale di contagi e per la gestione dei casi gravi colpiti dal coronavirus. Rispetto a marzo le terapie intensive sono state rinforzate e adeguate con le strumentazioni. Abbiamo 1016 potenziali terapie intensive su un fabbisogno oggi di pazienti Covid di 18. Dopo ovviamente ci sono anche i pazienti non Covid, ma se dovessimo proprio estremizzare il ragionamento, questo è il ragionamento. Con l'arrivo dell'autunno cresce il timore che potrebbe derivare da normali raffreddamenti, colpi di tosse o altri sintomi. E noi siamo molto preoccupati di questa onda, anche, come si può dire, di psicosi che potrebbe partire. Mi metto nei panni di una mamma che ha il bimbo con 2 linee di febbre e dice adesso caccia il Covid. No, e allora stiamo mettendo in piedi un piano molto aggressivo rispetto ai test, perché poi la risposta che dobbiamo dare ai cittadini è quella dei test. La collaborazione tra la sanità regionale e il mondo universitario ha portato ad avviare la sperimentazione su larga scala di un test salivare che funziona in modo molto semplice. È un cottoncino che tu mastichi e metti in una vial, in un contenitore, lo chiudi e lo consegni. Non vorrei fare un paragone ma insomma chi ha fatto il sangue occulto nelle feci per lo screening del carcinoma colorettale si ricorda che aveva un campioncino che portava la USL e depositava in un bidone. Stessa modalità con il tracciamento di un codice a barre sarà utilizzata per i campioni salivari. Gli studi effettuati a Padova hanno verificato una precisione assimilabile a quella dei tamponi orofaringei. Il test salivare sarà per gli 8.000 dipendenti dell'Università di Padova e gli eventuali contatti di studenti positivi, ma in tempi brevi potrebbe estendersi ampiamente anche in altri ambiti. Manca poco all'apertura della scuola, 14 di settembre, ieri ne ha parlato il Premier Conte annunciando la consegna di 11 milioni di mascherine al giorno a tutte le scuole. C'è già una decisione che riguarda gli sport dilettantistici, il calcio che sarebbe dovuto cominciare con questa domenica 13 settembre, invece già si è deciso di rinviare. Arrivano aggiornamenti dalla Regione in merito all'adeguamento dei protocolli di sicurezza, abbiamo sentito lo stato dell'arte dall'assessore alla sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin. Le regioni si stanno confrontando, il gruppo delle 5 regioni, tra cui il Veneto è coordinatore, stanno appunto lavorando su delle nuove linee guida sia per i sport a contatto sia per quanto riguarda gli spettatori agli eventi sportivi. Credo che in un paio di giorni insomma, saranno anche definite e ultimate per poi presentarle alla conferenza delle regioni. Quando si parla di sport su Rete Veneto ormai da qualche tempo vuol dire anche Alex Giuliano. Buongiorno Alex. Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, tu sei il conduttore di Sport in Casa, proprio credo nella puntata di stasera su questo tema che abbiamo affrontato con l'assessore avremo degli aggiornamenti, puoi darci un'anticipazione? Assolutamente, appuntamento imperdibile questa sera alle ore 20 con Patrick Pitton, vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti. Insieme a lui andremo a capire meglio l'evolversi della situazione perché le novità sono tante e sono importanti. Diamo una piccola
anticipazione ai nostri telespettatori e chiaramente agli addetti ai lavori, ai tifosi, ai tanti che non aspettano altro che di ritornare, diciamo, a vedere i ragazzi, i bambini, gli adulti giocare a calcio e riempire gli stadi. Questo al momento sarà di difficile attuazione. Perché? Perché c'è un protocollo sanitario che impone una quarantena, un isolamento fiduciario non solo all'atleta trovato positivo, ma a tutto il gruppo squadra, comprensivo anche di dirigenti, allenatori, insomma tutti coloro che sono entrati in contatto con l'eventuale soggetto positivo. Cosa comporta questo? Che non si riparte, quindi si è scelto di non cominciare il 13 di settembre, molto probabilmente non si inizierà neanche il 20. Perché? Perché si sta lavorando alla modifica di questo protocollo, ma non è una cosa semplice. Si va verso una riduzione del periodo di isolamento fiduciario, quindi non più 14 giorni, ma probabilmente 7, ma il problema resta immutato. Bisogna arrivare, per tornare a parlare e a vedere il calcio dilettantistico, bisogna tornare, sperare che l'isolamento obbligatorio riguardi solo l'atleta o la persona risultata positiva. Gli altri devono poter tornare a svolgere l'attività lavorativa e l'attività sportiva indipendentemente appunto dal contatto con questa persona trovata positiva al Covid. Ecco, proprio su questo, Alex, parliamo di calcio dilettanti, quindi di persone che non hanno il calcio come prima attività, fanno un altro lavoro e poi giocano appunto dalla Serie D in giù, se non sbaglio, e poi parlare di tutte le categorie giovanili, quindi sono ragazzi che vanno anche a scuola. Con la famosa teoria dei cerchi concentrici, un ragazzo che magari risulta positivo nella squadra di calcio poi va a scuola con il rischio di portare il virus altrove, quindi non è solo una questione di sport. Ma la tua valutazione, la tua considerazione è giustissima, Mirko, perché le ripercussioni non riguardano solo il mondo dello sport dilettantistico, ma si estendono al mondo del lavoro, al mondo della scuola. Provate a immaginare un ragazzo di una prima squadra che viene trovato positivo, deve fermarsi chiaramente 14 giorni e rimanere in isolamento fiduciario. L'obbligo si estende a tutti i suoi compagni di squadra, quindi un altro suo compagno che magari lavora, che magari va a scuola, si ritrova suo malgrado, anche in caso di tampone negativo, vincolato a rimanere a casa, a rimanere lontano dal lavoro. Questo sicuramente non farà contento né la famiglia né il suo datore di lavoro, né tantomeno tutto l'apparato scolastico, perché creerebbe problemi qualora appunto questa persona frequentasse la scuola anche con appunto la sua attività didattica e la sua presenza in aula. Non c'è, sembra brutto, sembra drastico usare questa espressione, ma non c'è altra via d'uscita. Per rivedere lo sport dilettantistico di contatto bisogna arrivare a derubricare l'obbligo di isolamento fiduciario per chi dovesse risultare negativo al tampone, altrimenti sarà difficile, se non impossibile, ripartire. Diciamo che questa sera cercheremo di capire sicuramente qualcosa in più. Patrick Pitton, lo ricordiamo, vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti, ci darà delle indicazioni importanti anche sul futuro, su un eventuale piano B, quindi altri cambiamenti, altre modifiche, però tutto ruota attorno a questo concetto fondamentale. Finché sussisterà l'obbligo di isolamento fiduciario a tutta la squadra in caso di atleta trovato positivo, non si va da nessuna parte. Ecco, per non parlare del pubblico che chissà quando potrà tornare a vedere le partite. Allora, appuntamento alle 20 stasera con il vicepresidente della FIGC per approfondire questo tema. Grazie Alex, noi facciamo una breve pausa e torniamo tra poco. Sincronizzate gli orologi, 12 e 19 minuti, Focus TG fino alle 13. Abbiamo parlato di Covid, ma ne parleremo ancora perché insomma è un tema trasversale, come avete capito, tra scuola, sanità e anche sport e vita quotidiana. Parliamo innanzitutto di cronaca, però con Gabriella Basso in collegamento da Vicenza. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Mirko e buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta ovviamente.
Dicevi cronaca appunto perché questa notte è una scena che ha dell'incredibile, un fatto che ha dell'incredibile, perché un cittadino sudamericano si è fiondato praticamente dentro con l'auto alla sede della polizia locale di Arzignano, sfondando il cancello, la porta d'ingresso. Vedete appunto le immagini, le foto insomma di quanto è accaduto, ma è entrato dentro, probabilmente forse alterato in qualche modo, ha cercato di rubare una delle moto della polizia locale, ma è intervenuta prontamente sono intervenuti prontamente i carabinieri perché è suonato l'allarme, l'hanno acciuffato, ma c'è stato un parapiglia, ovviamente questo sudamericano ha fatto di tutto per non farsi prendere, ma addirittura è arrivato a mordere a una gamba il comandante della polizia locale e anche il suo vice ad un braccio, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. Una situazione veramente incredibile, ha devastato la sala di videosorveglianza, ha fatto danni ingenti al comando della polizia locale. Un'altra vicenda incredibile, il comune di Arzignano già approvato anche tra l'altro proprio dalla tromba d'aria dei giorni scorsi, quindi veramente una situazione paradossale, possiamo dire. In questo momento è in attesa la convalida dell'arresto, ma già mi dicono che comunque, anche se ciò fosse, essendo incensurato, poi ritornerà probabilmente a casa. E comunque insomma fanno colpo queste immagini che abbiamo visto. Altro da Vicenza? Sì, guarda, in questo momento io sono qui a Monteberico perché la candidata Simonetta Rubinato sta presentando, candidata alla presidenza della poltrona ovviamente di Presidente della Regione Veneto, sta presentando la sua candidatura anche qui a Vicenza, come tutti i candidati un po' hanno fatto tutte le province ovviamente per rendere noto il loro programma. Poi parleremo anche di aiuto, tu hai parlato di Covid. Il Comune di Vicenza in un dopo giunta questa mattina ha definito ancora nuove misure in supporto e aiuto di tutte quelle che sono le attività economiche e commerciali della città, ancora fortemente provate dal lockdown, ad una ripartenza comunque complessa e difficile, anche se Vicenza ha goduto un po', se vogliamo, del turismo di prossimità, come oggi si definisce, quel turismo che viene da fuori provincia, fuori regione, ma rimanendo nell'ambito appunto comunque italiano o comunque addirittura della stessa regione. Invece novità dal Comune, sappiamo che in questi giorni si è discusso molto di un'ordinanza appunto contro il degrado in centro, ma su cosa sta lavorando la Giunta? Sul degrado in centro la Giunta sta lavorando appunto in questa ordinanza che già in qualche modo vuole tra virgolette, passatemi questo termine, ripulire un po' il centro, renderlo più ordinato, più bello, valido per un centro storico come Vicenza, che è città dell'UNESCO, quindi via i kebab, via certi tipi di negozi di, tra virgolette, chiamiamole cianfrusaglie, o comunque non di un certo tenore, ecco, se vogliamo farlo in un centro storico all'altezza della città. Poi ovviamente rimane la questione sicurezza. Anche ieri in Campomarzo la polizia locale ha multato una serie di 3 assuntori, tra l'altro italiani, assuntori di eroina, con una multa da 400 euro perché si batte ancora molto in maniera forte la questione spaccio sostanze stupefacenti, perché ricordo che Vicenza, purtroppo Campomarzo in modo particolare, è considerato il market economico della droga, e quindi maggiormente si sta attenti a contrastarlo, insomma, questo fenomeno. Anche c'è l'altra questione ancora, una presenza ancora troppo insistente di quelli che sono un po' i barboni, i senza tetto, ma senza tetto che stanno diventando anche molesti. Ovviamente qui è una questione molto complicata, l'amministrazione sta cercando in qualche modo di risolverla con la polizia locale che interviene, li sposta, li fa andare via, ma sappiamo benissimo che un senza tetto difficilmente poi riesce a rimanere in un posto dove può essere collocato, come è stato nel periodo del Covid, che c'è creato una struttura apposita, ma era un evento eccezionale e quindi oggi sono in strada e stanno diventando un po' molesti. Si sta cercando in qualche modo di rendere la città sempre più vivibile. Ci sono altre misure che sono in corso di essere varate, ma ovviamente ne parleremo in maniera più approfondita nel telegiornale di questa sera di Vicenza. Appuntamento come sempre alle 19:20. Grazie a Gabriella Basso, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.
Restiamo a Vicenza e restiamo ancora in tema Covid perché la situazione in vista dell'apertura dell'anno scolastico sembra essere migliore complessivamente, non solo a Vicenza, complessivamente nel Veneto rispetto al resto d'Italia. Vediamo gli ultimi preparativi e le ultime decisioni. Il conto alla rovescia è partito, -5 al decollo delle lezioni fissate per il 14 settembre. Le scuole scaldano i motori, se in Italia è il caos, il Veneto appare un'isola felice. In particolare Vicenza è in prima fila nella corsa contro il tempo per ripartire con tutti i dispositivi anti-Covid. A cominciare dai banchi monoposto, in grave ritardo nel resto del paese, mentre a Vicenza oggi è già iniziata la distribuzione negli istituti della città. Eccoli i famosi banchi appena arrivati alla scuola media Maffei. Uno per uno vengono montati attentamente e poi distribuiti nelle aule, rispettando la massima capienza e le distanze anti-Covid. Del Covid avremmo fatto volentieri a meno, se però c'è stato qualche piccolo respiro economico, utilizzandolo bene andiamo a fare del bene alle nostre strutture e ai nostri ragazzi. Lo Stato, per affrontare l'emergenza coronavirus, ha assegnato al Comune di Vicenza 520.000 euro per le scuole. Di questi, 170.000 euro sono stati utilizzati per rifare i bagni più vecchi. Inoltre, verrà realizzata una scala di emergenza per mettere in sicurezza l'istituto Scamozzi. 160.000 euro serviranno invece per utilissime piccole manutenzioni. Andremo a sistemare porte, andremo a sistemare magari qualche lavandino, qualche situazione che c'era stata segnalata e che non aveva trovato risposta, ma che con questo investimento ci permetterà di intervenire e di farlo entro il mese di novembre. Insomma, si procede ascoltando alla base i genitori, le famiglie, i professori. 100.000 euro sono stati destinati da Palazzo Trissino alla sistemazione dei parchi gioco degli istituti, utili come aule all'aperto, e al taglio e alla sostituzione di 12 alberi. Andremo a sostituire queste piante, a riallocarne altre sempre in questi giardini, seguendo anche le indicazioni di quelli che sono gli istituti stessi. Quindi magari un filare sul confine potrà diventare un piccolo boschetto per dare un'area in piena ombra da poter utilizzare anche agli studenti. Così l'emergenza Covid a Vicenza è diventata un'opportunità. Quella che è stata realizzata è una vera e propria rivoluzione qualitativa delle scuole vicentine. Questi micro e macro interventi ci permetteranno, siamo convinti che ci permetteranno di riconsegnare delle scuole a norma e soprattutto che possono essere utilizzate appunto dai nostri alunni. La scuola è un sistema complesso, si sta lavorando molto nelle aule, appunto anche nei giardini delle scuole, ma a scuola bisogna arrivarci, quindi trasporti e poi restarci anche magari per mangiare, quindi mensa e trasporti. Vediamo su questo le ultime novità negli istituti di Bassano. Con il 14 settembre partiranno anche tutti i servizi di trasporto e mensa per gli alunni dalla scuola per l'infanzia alle medie. Il Comune di Bassano ha attivato le procedure di conferma o nuova iscrizione. Per i pasti c'è tempo fino al 30 ottobre sul portale bassano.ristonova.it. Successivamente bisognerà rivolgersi all'ufficio pubblica istruzione. Tra le novità di quest'anno la partenza scaglionata del servizio. Per quanto riguarda le mense, la ripartenza sarà, diciamo così, a scaglioni. I bimbi, i ragazzi che frequentano la scuola a tempo pieno inizieranno ad avere la mensa dal 28 di settembre. Coloro che invece hanno il rientro bisettimanale inizieranno invece il 19 di ottobre, salvo l'IC2 che ha ritenuto di iniziare invece dopo Natale, a seconda comunque di quello che è l'andamento epidemiologico. Partirà già lunedì il servizio di trasporto. Per salire sugli autobus e sui pulmini è necessario compilare un'autodichiarazione. Chiedo a tutti i genitori che vogliono avvalersi del trasporto di andare dentro nel sito dell'azienda, ovviamente deputata dei trasporti, e scaricarsi e compilare tutte le autorizzazioni, perché i bimbi, per poter accedere al trasporto e quindi al bus, devono dimostrare di avere questa documentazione. Quindi invito caldamente i genitori di attivarsi quanto prima. C'è un lutto che ha colpito ieri la comunità ebraica di Venezia, ma un po' anche tutto il mondo culturale italiano. È scomparso Amos Luzzatto, già rabbino, uomo di scienza medico, ha operato per quasi mezzo secolo come chirurgo in diversi ospedali italiani. Vediamo. Un nostro refrain ripetuto, non dimenticare, Zachor al tishkach,
ricorda non dimenticare. Parlava così nel 2012, nel giorno del ricordo, Amos Luzzato, morto a Venezia all'età di 92 anni. Scrittore, professore universitario, primario e chirurgo, Amos Luzzato per 8 anni, a partire dal giugno 98, è stato presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Nel 2002 gli fu conferito il premio San Giusto d'Oro in Friuli Venezia Giulia. Oggi in tanti lo ricordano come uomo di pace, ma non soltanto, ambasciatore della cultura e della città di Venezia e di tutto il paese, scrive il presidente uscente della municipalità di Marghera Gianfranco Bettin, capace di denunciare l'ingiustizia e di indicare la via del dialogo. Così il senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi. Con la scomparsa di Amos Luzzato perdiamo una figura di enorme spessore, scrive su Twitter il sottosegretario veneziano alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Andrea Martella. E con questa notizia chiudiamo la prima parte, la prima mezz'ora di Focus. Breve pausa, torniamo insieme a tra poco. Puntata ricca e densa quella di oggi di Focus TG, ancora buona giornata. Vedo già in collegamento da Treviso il nostro collega Christian Arboit con il presidente della regione Luca Zaia. A te Christian. Sì, buongiorno, mi trovo con il governatore Zaia per l'inaugurazione dell'ospedale di comunità di Treviso Governatore. Che momento è quello di oggi? È un momento importante anche perché questo è un modello, no? Noi abbiamo la possibilità di ospitare 28 pazienti che non sono più acuti, pazienti che hanno bisogno di essere seguiti ma non più con cure intensive. È una sorta di polmone tra le famiglie e l'ospedale. Dall'altro diciamo che già questo primo nucleo, un nucleo che poi ripeteremo in giro per il Veneto, già ci sono altre realtà, e può dare ospitalità, si calcola almeno a 310 pazienti in un anno. Ieri via il progetto con Padova, pochi giorni fa con Verona, la Sanità del Veneto, le Università del Veneto si stanno specializzando sulla prevenzione e sulla cura del Covid. Assolutamente sì, ma l'abbiamo dimostrato di essere sempre stati innovativi, visto e considerato che siamo stati i primi, e lo siamo tutt'oggi, per tamponi, per i test rapidi. Ricordo che i test rapidi si sono utilizzati per primi in Italia proprio qui in Veneto. E dall'altro c'è da dire che siamo stati coloro che hanno proposto il tampone rapido, che oggi è in realtà a livello nazionale ma anche internazionale, visto e considerato che ormai circa 10-11 multinazionali propongono il tampone rapido, che ormai ha raggiunto costi dai 20 euro iniziali, siamo arrivati a 4,50 euro. Governatore, pochi giorni ancora e riapriranno le scuole. La Regione nei giorni scorsi si è trovata con i medici di base, con i pediatri. In che direzione si sta andando? Nella direzione della responsabilità, della preoccupazione, di non abbassare la guardia. Sappiamo che la vera sfida sarà la riapertura delle scuole, la competenza non è regionale, voglio ricordarlo, quindi noi abbiamo gestito parte dei test ai docenti nel momento in cui i medici di base non volevano farli i docenti loro mutuati. Ma direi che i medici di base per quasi il 60% hanno aderito a questo appello del governo. Adesso dobbiamo andare avanti in questa direzione, rispettare le regole e ovviamente essere lì pronti a monitorare e isolare eventuali focolai. La risposta dei docenti, del personale del mondo della scuola la soddisfa? Ma guardi, cosa vuole che le dica? Siamo tutti esposti al virus, lo sono i docenti, lo sono i lavoratori in fabbrica, nei cantieri, lo sono i medici in ospedale. Non è che c'è qualcuno che può permettersi di dire io no e gli altri sì. E poi le ricordo che il personale della scuola, i docenti, i programmi e tutto è a competenza nazionale, perché finché non avremo l'autonomia noi qui non tocchiamo palla. Ecco, autonomia, pochi giorni ancora si andrà al voto. È un tema che diciamo così, visto il Covid, visto quello che sta succedendo, un po' retrocesso, ma cosa chiederà il futuro Presidente, cosa dovrà chiedere la nuova Giunta regionale a Roma? Aspettiamo che ci siano le elezioni e che sia eletto il nuovo Presidente. Dopodiché, dopo le elezioni, vedremo appunto come sarà. La verità è che il tema dell'autonomia non è assolutamente un tema scontato, non è un tema che è andato nel dimenticatoio, l'autonomia è realtà e per quel che mi riguarda l'autonomia resta la priorità. Ecco, la richiederà, cosa chiederà lunedì a Mattarella? Parlerà anche di questo? Guardate, cioè lunedì intanto non ho ben capito se dovrò intervenire, se intervengo parlerò dei temi che sono interessati e diciamo che sono di interesse ai veneti, per cui al momento deciderò di cosa parlare. Di certo l'autonomia
è sempre nei nostri pensieri, ma lo è anche nei pensieri del Presidente Mattarella, visto e considerato che anche all'ultimo incontro al Quirinale ha dichiarato, diciamo, ha avuto belle parole rispetto all'autonomia e al progetto dell'autonomia. Ecco, un'ultima battuta, Presidente, su un fatto nazionale, Colleferro o Willy. È una situazione di cui tutti parlano. Come si spiega questa ondata di odio che poi vediamo anche in altri settori? Ma guardi, io penso che si possa rispondere solo in una maniera. Purtroppo la vita a Willy non la possiamo più restituire, però bisogna cominciare a dire al Parlamento che si attrezzi e faccia in modo che gli atti di violenza siano puniti sonoramente, clamorosamente, in maniera puntuale. Perché poi se viene fuori sempre che qualcuno dice ma ha avuto un'infanzia difficile, ecco, non funziona più così. In questo Paese la violenza contro le persone deve essere punita pesantemente. Ieri c'è stata anche un'aggressione al leader della Lega, Salvini. È il segno di un brutto clima, io poi non conosco la persona che ha praticato l'aggressione, si legge di tutto, però è il segno di un brutto clima, cioè un clima di odio serpeggiante e di non rispetto delle idee altrui, perché in democrazia si rispettano le idee di tutti, anche di quelli che con i quali tu non condividi nessuna idea. Se poi da qui si passa all'aggressione vuol dire che qualcuno, come si può dire, nei suoi ragionamenti ha fatto scattare la molla magari a questo aggressore che ha deciso di andare contro Salvini, però direi che è da condannare senza se e senza ma. Ecco, in tanti dicevano che il lockdown, che lo stare in casa avrebbe fatto bene da un punto di vista psicologico, avrebbe fatto ritornare voglia di comunità, ecco, questo non è successo forse. Ma se una mente è malata, parlo in generale, non a un caso specifico, puoi fare lockdown, puoi fare tutto quello che vuoi, puoi mandarla in vacanza, resta malata. Diciamo che la violenza va sempre condannata, senza se, senza ma, senza diritto d'appello, perché questo Paese deve cominciare a fare delle scelte. La diffamazione, la violenza, le ingiurie sono tutti fatti che vanno condannati, perché sennò altrimenti si diffonde questa idea che si può comunque fare qualsiasi cosa, tanto non va in galera, perché ormai il comune senso del pensare è questo. Se lei parla con un delinquente dice tanto per andare in galera bisogna combinarne veramente tante. Grazie Presidente. Grazie allora a Cristian Arboita, il Presidente della Regione Luca Zaia, in collegamento da Treviso, ospedale Cafoncello, dove è stato inaugurato il nuovo ospedale di comunità. In qualche modo restiamo in tema sanitario, di solidarietà ma anche di sport, perché c'è una sfida impossibile della supercampionessa Anna May. Pensate, tenterà, noi glielo auguriamo che ci riesca, di fare 1000 chilometri consecutivamente in bicicletta. Lo farà a Bassano, al velodromo Mercante, a sostegno dei cosiddetti bambini farfalla. Anna May, la ciclista delle sfide impossibili, detentrice di molti record mondiali, arriva al velodromo Mercante per il primo tentativo femminile al mondo su pista outdoor su una distanza di 1000 chilometri. 53 anni, campionessa nello sport e nella vita, pedalerà per circa 40 ore. Una prova che richiede tanta preparazione fisica ma anche un grande equilibrio mentale. Intorno agli 800 chilometri arriverà il momento più difficile. Ho detto che vedrò proprio San Pietro con le chiavi in mano che mi chiamerà e mi dirà vieni, facendomi vedere il paradiso, mentre io sarò in un inferno. Magari no, però in genere quella è la distanza e lì a quel punto entra la parola equilibrio, la parola costanza, ma soprattutto è la motivazione, il perché lo fai. E Anna fa tutto questo per i bambini farfalla, bambini che soffrono di epidermiolisi bollosa, una malattia rara che causa grandi sofferenze. Da anni seguo i bambini farfalla e li sostengo perché ritengo che, essendo una malattia rara, abbiano bisogno di una gran voce. Esorto tutti quanti infatti a seguirmi in questo evento. I bambini farfalla sono appoggiati dal Debra Sudtirolo Alto Adige e sarà l'associazione per la quale io raccoglierò i fondi. Vi basta andare sul sito che è www.debra.it, dove troverete il numero di conto corrente al quale potrete fare i versamenti con la causale evento 1000 km a farfalla. Io lo dico sempre, io sono le gambe di questi ragazzi, ma loro sono e saranno le mie ali. Appuntamento dunque al velodromo Mercante il 9 e 10 ottobre.
In bocca al lupo dunque ad Anna, il 9-10 ottobre al Velodromo Mercante, che già vedevamo nelle immagini ha testato la pista e la percorrerà appunto consecutivamente per 40 ore. Ultima pausa con Focus TG, state con noi. Ultima parte di Focus TG di questo giovedì 10 settembre, ancora buona giornata, buon appetito se qualcuno sta già mangiando. Torniamo alla cronaca, una vecchia cronaca. 8 anni fa, qualcuno ricorderà l'uccisione nel corso di una rapina a San Paolo del Brasile di un giovane vicentino, Tommaso Lotto, aveva 27 anni. È un caso che è ancora purtroppo aperto, c'è stato un appello al ministro Di Maio da parte di alcuni esponenti del Carroccio con l'onorevole Germano Racchella. L'appello appunto al ministro degli esteri Di Maio per chiedere un intervento del governo affinché venga fatta giustizia. Giustizia ritardata è giustizia negata. Ho firmato proprio oggi, insieme ai deputati veneti della Lega e dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, un'interrogazione al ministro Di Maio. Chiediamo giustizia per Tommaso Lotto e la sua famiglia. Sono troppi anni che manca chiarezza e verità sui responsabili dell'omicidio di Tommaso. Il governo intervenga, batta un colpo, faccia qualcosa di concreto presso il consolato italiano di San Paolo in Brasile. Finora ci sono stati solo un lungo silenzio e una quantità enorme di tempo perso. Serve una scossa alle indagini da parte delle autorità brasiliane per non ripetere un altro caso Regeni. E dunque ci auguriamo che questo caso di Tommaso Lotto si risolva dopo 8 anni. C'è un mistero molto più leggero. A Cittadella le acque che circondano le mura si sono colorate di rosso. L'ARPAV sta cercando di capire cosa succede. Le foto dell'acqua rossa del fossato lungo le mura in via 4 novembre a Cittadella avevano suscitato un acceso dibattito sui social network. Il mistero della città murata però pare essersi risolto in poche ore. A colorare di rosso acceso il fossato sul lato dei giardini pubblici vicino al ponte di Porta Vicenza sarebbe un fenomeno naturale, ovvero la presenza di una pianta. Le indagini sono condotte al momento dall'ARPAV che sta analizzando un campione di acqua. Non ci sono scoli o scarichi di condotte nel luogo dove l'acqua è rossa, hanno fatto sapere dal comune, e non si sono registrati né odori particolari né morie di pesci. Non appena arriveranno i risultati dell'ARPAV, il comune di Cittadella deciderà l'intervento da effettuare per ripulire il tratto di fossato. Torniamo a Bassano. Proprio ieri vi davamo la notizia praticamente in tempo reale comunicata dal Comune della chiusura del Ponte della Vittoria, il ponte nuovo sul fiume Brenta, una chiusura programmata per verificare lo stato di salute del ponte. Vediamo i dettagli. Se il grande malato, il Ponte Vecchio, ormai è in fase di guarigione, c'è un'altra situazione a Bassano che necessita di essere sottoposta a monitoraggio ed analisi. È quella del Ponte Nuovo, il Ponte della Vittoria. Lo stato di degrado del calcestruzzo è chiaramente visibile. Queste immagini sono state girate raggiungendo il passaggio sotto la struttura dal lato di Via Macello. Il ponte è oggi un sorvegliato speciale. Lunedì sera dalle 21 alle 3 del mattino sarà chiuso al traffico veicolare. Il passaggio di pedoni e biciclette sarà limitato già a partire dalle 16, sempre di lunedì 14 settembre. La chiusura è necessaria per effettuare dei prelievi di materiali. Servono per fare dei carotaggi sul piano stradale e pertanto per avere dei campioni relativi alla parte del calpestio del ponte. Nel contempo faremo anche dei carotaggi sulle travi e sui pilastri sottostanti il piano di calpestio, questo per avere un saggio di materiali che poi verranno analizzati in laboratorio all'Università di Padova e ne verificheranno la consistenza e lo stato dei materiali stessi. L'Università di Padova costruirà poi un modello matematico della statica del ponte, nel quale verranno inseriti i valori reali che troveranno in laboratorio sui materiali, e questo ci darà il grado di sicurezza del ponte stesso. C'è da preoccuparsi, Assessore? Ma direi che in un esame a vista noi abbiamo sicuramente delle parti deteriorate, ma che non sono quelle portanti. L'analisi ci dirà cosa succederà. Noi siamo molto fiduciosi perché il ponte è stato costruito a suo tempo con dei criteri militari e pertanto riteniamo che abbia ancora una buona e lunga vita.
Ce lo auguriamo, dato che in tanti ci passiamo sopra ogni giorno, anche più volte. Saliamo adesso in altopiano di Asiago per l'ennesima predazione, stavolta ad alcune pecore. Neanche la rete metallica e il filo spinato hanno frenato l'attacco famelico che un piccolo gregge di pecore ha subito in località Sasso di Asiago. Una decina di capi hanno perso la vita dopo questa nuova predazione. L'aggressore o gli aggressori hanno colpito gli inermi ovini senza lasciare il loro scampo e accanendosi in modo particolare su uno di loro, rimasto imprigionato tra le zanne e la rete. Agli altri è toccato invece il morso sul collo. Al proprietario resta il danno e lo sconforto di aver perso parte preziosa del suo patrimonio. Non abbiamo al momento altre notizie dell'ultima ora, vi rimando per gli approfondimenti e gli sviluppi su alcuni dei temi che abbiamo toccato stamattina ai telegiornali della sera, 18:50 l'edizione di Bassano, 19:20 l'edizione di Vicenza. Continuate a seguirci ovviamente anche sui social e tramite la nostra app. A voi tutti, buona giornata.